segnale di rottura. Noi siamo il partito che non ha mai aumentato le tasse, il governo nazionale non aumenta le tasse e anzi in una finanziaria molto difficile comunque stabilizza il taglio del cuneo fiscale, riduce le aliquote IRPEF, quindi riduce le tasse e quindi noi siamo coerenti con la nostra linea. Con noi non è stato concordato l'aumento dell'IRAP, l'abbiamo letto sui giornali, l'abbiamo letto nei comunicati stampa e quindi abbiamo espresso il nostro dissenso. Zaia, la Lega ci hanno detto che non era trattabile, che non era discutibile, così era, così rimaneva e quindi non siamo d'accordo e quindi non lo voteremo. Per quanto riguarda il progetto Forza Nord, come procede anche oggi? Qualche volto nuovo? Diciamo che procede positivamente perché nella stessa Lega, non l'abbiamo detto noi, nella stessa Lega qualcuno dice che la questione settentrionale viene dimenticata, che quel partito non si occupa più del territorio del Nord, e invece Forza Nord con l'approvazione di Antonio Tajani sta a dire proprio questo, cioè che comunque noi ci occupiamo molto del Nord, tanto del Nord, come è giusto che anche, visto che abbiamo il governatore della Calabria, il governatore della Sicilia, il governatore della Basilicata, quindi siamo un partito molto radicato anche al sud, ma abbiamo anche il governatore del Piemonte e quindi ci occupiamo di tutta Italia, ognuno per la sua parte. Quanto è diviso il centrodestra in Veneto? No, il centrodestra in Veneto, al di là della situazione strana attuale, strana perché Luca Zaia 4 anni fa decise unilateralmente di escludere Forza Italia dal governo del Veneto, perché noi siamo sempre stati leali alleati, abbiamo votato tutto a favore, pur non esprimendo né un assessore né un presidente di commissione, quindi noi le decisioni non le prendiamo, ci vengono comunicate e le votiamo. A parte l'aumento dell'IRA, perché noi le tasse non le votiamo, l'aumento delle tasse, però dicevo, a parte questa situazione anomala che dura per un altro anno, l'anno prossimo Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia saranno uniti, esprimeranno un unico candidato governatore e si tornerà alla normalità.